Un appuntamento fisso per l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, è quello del Coffee Show Latte Art. Quest'anno 2015 peraltro il riconoscimento di un patrocinio importante come quello di Expo Milano e l'opportunità di raggiungere una platea sempre più ampia di persone attente ormai a questo settore. Eh sì, è vero, attente, attentissime, l'interesse è sempre crescente nei confronti del vino, dell'enologia, della gastronomia in genere in Italia. Tra l'altro quest'anno, oltre ad Expo, l'Associazione Italiana Sommelier compie i 50 anni e quindi l'occasione è gradita per fare grande festa a livello nazionale e rilanciare quelli che sono i nostri corsi professionalizzanti. Corsi che sono un'opportunità sicuramente di crescita personale, ma ovviamente una possibilità di carriera concreta. Certamente, molti dei nostri associati hanno iniziato con i corsi proprio base e poi oltre ai ristoranti, le cantine, lavorano in enoteca, fanno delle consulenze per delle grandi aziende e diventano comunque wine ambassador, una nuova figura a livello nazionale. L'assessore alle attività produttive Teresa Gasbarro sottolineava poc'anzi sul palco come sia importante saper proporre i vini locali ancor prima che vini che magari vengono da altre zone. Assolutamente sì, il vino è sicuramente rappresentazione del territorio, è una frase che diciamo sempre, ripetiamo tutte le associazioni, poi è la verità, racconta cultura, storia del posto e racconta veramente quello che il territorio è in grado di dare. In Sicilia abbiamo veramente tanto, dall'Etna, territorio straordinario, a Marsala che ha fatto veramente la storia dei vini non soltanto siciliani ma anche italiani. Capita di guardare un sommelier e di sognare di diventarlo, di capirne tanto quanto o addirittura di più. C'è una concreta possibilità perché questo accada? Assolutamente sì, infatti stiamo iniziando proprio adesso un nuovo corso di sommelier a Siracusa e tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito e sulla pagina anche Facebook, Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Siracusa. Partiremo inizio novembre, il primo corso è quello per tutti, quindi si inizia da zero, si ha la possibilità di intraprendere proprio un cammino all'interno dell'enografia italiana.